Ma perché ogni volta che accedo la fotocamera mi viene il singhiozzo? Dire cazzate troppo grosse! Agitato come non poco. Non toccare che non sai. No, Vecio, no, aspetta. No, ecco. E io continuo a squittare. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Mancano esattamente 38 giorni, 20 ore, 19 minuti e 31 secondi all'inizio della fiera. Il programma di oggi è questo. Mi è appena arrivato un pacchettino di una fresa nuova che ho comprato da Fraser. La fresa in questione è la seguente. Questo è il modello, qua vedete le caratteristiche, fresa Fraser, e nello specifico è questa fresetta qua piccolina da 3 mm, tagliente positivo o negativo, che mi serve per andare a tagliare le lettere. Ma se l'altro giorno hai fatto dei test e hai tagliato le lettere, perché ti serve una fresa in più? Beh, il motivo è molto semplice. Ci sono alcune lettere di queste insegne, dobbiamo realizzarne due. C'è un'insegna intera che è tutta una scritta molto grande e un'altra del logo che è più piccola. Quella per il logo più piccola, appunto, ha delle lettere più piccoline rispetto a queste, e per alcune una fresa da 6 non riesce bene a tagliare qua dentro perché è troppo grande di diametro. Quindi mi serve una fresetta da 3 mm, è la più piccola che ho trovato sul loro sito, per andare a fare queste tipologie. Quindi il programma della mattinata è questo qui. Per quanto riguarda invece la piallatura delle tavole in rovere, devono ancora arrivarmi i coltelli della pialla, quindi aspettiamo. Bene, una volta montata la fresa da 3 mm positiva negativa, vado a impostare tutti quelli che sono i percorsi da fare eseguire alla CNC per tagliare le lettere. I percorsi migliori che ho trovato per avere un risultato ottimo è quello di andare a fare uno svuotamento nella parte interna nelle lettere, quindi all'interno della A, della B, della D, della P, mentre fare un taglio esterno, ok, mettendo delle tab sul perimetro di tutte le lettere. Imposto l'altezza della fresa e proviamo a fresare. Però senza ombra di dubbio finitura top gamma questa qui, sia sopra che sotto la finitura è top, qua in mezzo meno, ma il motivo è molto semplice ed è dal fatto che il tagliente di questa fresa non è alto quanto tutto il pezzo, ma solamente 10 mm. Questo è un pezzo da 19, quindi ho diviso in molte più passate rispetto a prima che ne facevo 3, di qua ne ho fatte 1, 2, 3, 4, 5 passate, e vengono queste lineette qua da capire se si possono abbattere. Quindi arrivati a questo punto qua, le frese ce le abbiamo, le impostazioni le abbiamo capite, devo tirare fuori tutto questo pannellone gigante che abbiamo portato io e Ezio in due l'altra volta facendo fatica. Devo tirarlo fuori da solo, sezionarlo e metterlo nella CNC. Ce la farò? Lo spero tanto. Allora metto qua per terra questi scarti di Carply che mi aiutano soltanto a tenere alzato da terra il pannello finché lo vado a sezionare con la sega da fondamento. Ok, porca boia! Ok, pannello posizionato, c'è da dire che non ho fatto più di tanta fatica come mi immaginavo. I pannelli da andare a tagliare ora sono questi qua, 1, 2, 3 con la fresa da 8 mm per le lettere più grandi, un pannello con la fresa da 6 e un pannello con la fresa da 3, quella che abbiamo proprio testato stamattina. L'area di lavoro di questi pannelli è 815 x 610, proprio grande come l'area di lavoro della CNC. Quindi andiamo a sezionarli per il lungo e cominciamo. Andiamo a tagliare prima una fetta qua a 1 metro, non è una roba che deve essere per forza mega precisa, ma quantomeno più dritta possibile, perché noi poi prenderemo questo pezzo qua.
Quindi taglio dritto e poi da questo ci tiriamo fuori tutte quelle tavole lì. Ok, sono riuscito anche in questa impresa senza danni e senza farmi male. Il pezzo che è avanzato l'ho messo qua dentro, così non lo tocco. E dico avanzato nel senso che ci può tornare utile. Qua ho posizionato un primo pezzettino e qua dietro e là dietro ho gli altri due. Vi spiego meglio com'è suddiviso il lavoro di questi pezzi. Allora qua abbiamo questi tre pezzi, 1, 2 e 3, ok, da cui andiamo a tirare fuori le insegne grandi, che come vi dicevo prima sono questi qua divisi per frese. Questo qua invece più grande è un pezzo che è largo 1 metro per 1 metro circa, dove c'è questo cerchio gigante che dopo vi spiegherò come lo andremo a fare, e dentro questo, quindi nel pezzo di scarto interno, abbiamo quello con la fresa da 6. Quindi adesso prendiamo una di queste e andiamo a tagliarla. Ok, questa qua è la lavorazione. Andremo a fare prima una lavorazione di svuotamento all'interno delle lettere per non lasciarle tab, e successivamente andiamo a ritagliare tutte le nostre lettere. Quindi non ci resta che montare la nostra fresa dell'8, fissare il pezzo e partiamo con la lavorazione. E partiamo! Benissimo, mancano 35 giorni, 20 ore, 11 minuti e 4 secondi all'inizio della fiera. Ah, singhiozzo, cazzo. Ieri siamo arrivati al punto in cui il primo pannello con le fresate da 8 mm sono state fatte. Madonna, sto singhiozzo non mi dà tregua. Abbiamo capito delle cose che possiamo evitare sui prossimi lavori. Uno è sicuramente la quantità di tab che ci sono qua dentro, che sono veramente eccessive. Si possono fare sulle lettere grandi molte meno tab sicuramente. E due, lo spazio, questo qua invece di fare lo svuotamento si poteva fare tranquillamente un taglio come ho fatto per gli altri perimetri. L'altra cosa è aumentare la velocità di spostamento, perché si può tagliare decisamente più veloce. Quindi stacchiamo il pannello e mettiamo il secondo. E si parte! Venuta bene anche questa nonostante tutto, però mi sono dimenticato di modificare le tab. Infatti vedete quante ne ha messe anche qua. Al terzo pannello vedrete che capisco come farlo. Ok, questi qua sono riuscito a ricordarmi di mettere meno tab, per cui è venuta bene. Visto che il pezzo che è stato tagliato è questo qui. Ma perché ogni volta che accedo la fotocamera mi viene il singhiozzo? Abbiamo tutto questo pezzo qua di scarto. Questa parte qua con la fresa da 3 adesso la vado a posizionare qua sullo stesso pannello, così qua non lo tolgo. Madonna, sto singhiozzo. Va bene, avete capito, dai. Occhio che sennò Ezio ti viene a prendere. Da non dire cazzate troppo grosse. Ok, allora tutte le insegne sono state tagliate, tutte. Piano, andiamo piano con Madonna, che buio che c'è qua dentro e che singhiozzo che non mi va via. Tutti i pezzi, anche delle lettere più piccole, sono stati tagliati. Prima di passare al resto, adesso sono qua con il buon Ezio che è agitato come non poco. È teso, tesissimo. Tra l'altro sono passati i ragazzi di Impavida e ci hanno portato la spillatrice che andrà all'interno della struttura, quella lì. E signore e signori, abbiamo anche la struttura per la lattina LED wall nuova. Quella vecchia è qua fuori da rottamare, questa qua è quella nuova, tutta sistemata. Tutta sistemata e precisina. Quindi prima di passare alla prossima fase, non toccare che non sai. No, Vecchio, no, aspetta, no. Allora bisogna dirgli qualcosa a sto ragazzo, perché continua a toccare robe che non sa. Dobbiamo cambiare coltelli, non sa quello che dobbiamo fare e comincia. Adesso spiegamela. Allora adesso si mollano questi bulloni
questi dadi, anzi, e si tirano fuori i coltelli vecchi. Sì. Dopo prendiamo i coltelli nuovi, Ok. li mettiamo abbastanza in bolla e dopo tiriamo questi dadi. E sai come li metti in bolla? Con quello. Ecco, no, si mettono in bolla con uno strumentino, però se tu mi togli il coltello io non posso mettere in bolla lo strumentino per replicare questa misura. Guardate. Per cui devi metterti le mani A posto. nel culo. Allora, utilizziamo adesso questo kit della Crollit, ok? L'avete visto in un unboxing, ed è uno strumentino che serve per andare a mettere preciso i coltelli della pialla. Oh ragazzi, scusatemi per questo singhiozzo, ma è 2 giorni che vado avanti, non è colpa mia. Ah, eccolo lì. Allora, per andare a regolare questi è molto semplice la questione. Come vedete qua, quello lì è il tamburo della pialla. Ok, si mettono i 2 pezzettini, tiri la vite finché il pezzettino non va a toccare esattamente, stringi la vite così non si muove più e il risultato è questo qua, molto molto semplice. Allora, è arrivato il sapientone, no? Guarda. Faccio io. Infortunio sul lavoro. Vediamo. Guarda, Un guarda, paio di mesi di infortunio. guarda. Cosa dovrei dirti? Che sei un Bravo Butec. bravo butello, un Esatto, bravo si butello dà da fare. che sta imparando a cambiare i coltelli e io continuo a squittare. Fammi vedere che Guarda, cerottino hai messo. questo è un coccodrillo. Giralo meglio, aspetta. Non si vede tanto, vedi? È proprio su questo dito fatto girare, guarda. Coccodrillo. Coccodrillo e un cuoricino, Cuoricini, sì. giusto per te. Vanno bene, dai. Vediamo ora se hai capito come si monta. Quindi, prima parte. No, perché prima me l'hai venduta come se fossi già Io capace. sono stracapace, guarda. E chi te l'ha insegnato a far tutto? Io prendo e capisco. Da chi apprende? Ma in generale, Dai migliori. vedere le cose. Cosa è cambiato rispetto a prima? Che l'ho fatto io, che so dove mettere le mani. Sì, cosa hai fatto uguale a quello che facevo io, solo in un momento diverso. Ottimo, coltelli della pialla sostituiti, siamo pronti a partire. Ormai è tardi, non possiamo metterci a piallare alle 8:30 di sera, quindi direi anche no, risparmio questo casino qua per i vicini. Le insegne le abbiamo fatte, ci è arrivata la struttura del LED wall, le insegne le abbiamo tagliate, dobbiamo fare altro, i coltelli li abbiamo cambiati, per cui domani giornata di fuoco.